Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è il venerdì 11 marzo, con questo appuntamento chiudiamo gli appuntamenti della settimana per ritornare comunque lunedì. Vi ricordo infatti che gli appuntamenti delle dirette serali sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21:15. Dunque, ovviamente, se non dovessi riuscire a rispondere a tutti i partecipanti della diretta questa sera, comunque ci sono sicuramente altri appuntamenti su cui contare e, come ripeto, lunedì, mercoledì e venerdì alle 21:15. Come vedete anche sovraimpressione c'è il mio numero 347 8702 622, che è il numero che potete contattare appunto per prenotare il vostro consulto professionale. E un consulto con me ha un costo di 20 €, una durata di 45 minuti. Ovviamente durante questi 45 minuti c'è modo di approfondire le varie situazioni della vita, oppure quelle che vi stanno a cuore, o guardare da più prospettive una situazione che magari è complicata, e dunque sicuramente abbiamo modo, tra l'altro, di interagire e anche di utilizzare più discipline per l'indagine. Buonasera anche a lei, Francesco. Allora, ovviamente sono qui a disposizione per circa mezz'ora, dunque approfittate, e vi ricordo cosa mi occorre per potervi rispondere. Ho necessità che mi scriviate il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro, non solo deve essere formulata in modo chiaro, ma anche essere una domanda mirata. Intendo niente domande generiche, niente cose, mi guardi cosa mi succede nel futuro. Io non ho la sfera di cristallo, le sibille sono in grado di dare più tipologie di significato, dunque se non mi date e non siete precisi in quello che è la domanda o la vostra curiosità o la vostra necessità, è proprio difficile individuare quale situazione stanno effettivamente raccontando. Dunque mi raccomando, non sprecate questa opportunità e approfittatene per togliervi magari una curiosità particolare o specifica. Ovviamente se la domanda riguarda buonasera Margherita, se la domanda riguarda una persona che non siete voi, dunque una persona che comunque è collegata a voi e rientra ovviamente nella questione che avete bisogno di chiarire, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Ok, così che giustamente io possa attingere alla scia vibratoria. Buonasera Ornella. Ok, penso di essere stata chiara per quello che riguarda la domanda o la formulazione della domanda. Poi sicuramente altrove magari basterà il segno, il nome, l'iniziale. Qua no, qua con me niente cose così, ho bisogno di cose precise, se volete, ovviamente risposte precise. Bene, allora, ovviamente prima di cominciare ricordo a tutti gli amici che sono qui partecipi nella diretta, e alle persone che si aggiungeranno, le cose che generalmente ricordo sempre durante le dirette, sempre nell'attesa di aspettare, insomma, cioè di vedere che altre persone si collegano, di altre domande che vengono scritte. Come vedete in sovraimpressione, questa è la home page del sito www.ilcapitano.altervista.org, questo sito al quale compartecipo insieme al Marietto Veneziano. È online ormai dal 2015 ed è da allora che viene divulgata attraverso appunto questo sito la radionica all'Italia, ma non solo, hanno scaricato i circuiti praticamente da ogni angolo del mondo tranne al Polo Nord, come ricordiamo ogni tanto. Questi circuiti sono raccolti in dispense in formato PDF, sono completamente gratuite, si possono scaricare in qualsiasi momento, stampare, e seguendo le poche semplici istruzioni che trovate all'interno dei vari PDF potete attivarli con cognizione di causa per quello che sono le situazioni della vita su cui giustamente desiderate intervenire per il tramite delle onde di forma. Non solo, se le spiegazioni messe nelle dispense non dovessero essere sufficienti, vi ricordo che nei nostri canali YouTube, dunque il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube che si chiama proprio Il De Garda,
e anche nei vari gruppi Facebook trovate ovviamente le spiegazioni. Soprattutto poi nei nostri canali YouTube, nelle varie sezioni, nelle varie playlist. Dunque utilizzate tutto quello che è il materiale che abbiamo già, abbondantemente donato, fino ad oggi. Dunque mettetevi in azione, cercate, applicatevi perché i cambiamenti non piovono dal cielo, ma bisogna ovviamente andargli incontro con dedizione, con costanza, con impegno. Vedete in sovraimpressione c'è l'immagine delle linee della mano, in particolare la linea della vita in questi tempi così difficili. Toglietevi una curiosità e andate a sbirciare qual è la lunghezza della linea della vita. Vi mostro comunque è questa, la parte vedete? La parte curva, ehm, questa insomma in base a dove arriva più o meno. Sul sito ovviamente trovate anche le dispense di chiriologia, dunque se siete curiosi, volete studiare qualcosina di più, ma non solo dunque chiriologia, non solo radionica, trovate comunque anche in altre sezioni, dispense sempre di esoterismo, di crescita spirituale, di cabala. Il sito però ha anche la sezione shop, questa per noi ovviamente è importantissima perché è grazie al nostro lavoro, ai nostri servizi professionali che ci sostentiamo e anche attraverso il lavoro riusciamo a divulgare gratuitamente molte cose, compreso ovviamente permetterci il lusso di fare queste dirette, ma non solo, ovviamente è un modo per conoscerci e magari se vi ispiro fiducia, magari è anche un modo perché mi contattiate. In sovraimpressione avete visto il talismano sefirotico, questo per noi è ovviamente molto il nostro cavallo di battaglia, è molto importante, è un ciondolo che è programmato per la difesa personale a tutti i livelli, occulta e fisica, è caricato con programmi appunto con programmi e frequenze radioniche e non solo, ci sono anche altri programmi che aiutano complessivamente l'equilibrio psicofisico, occupandosi appunto dei meridiani, dei chakra, della rimozione delle energie represse, delle emozioni represse, il riequilibrio dei corpi sottili e infine, ulteriormente c'è sempre per quanto riguarda il recupero psicofisico, c'è la dinamo, una dinamo magnetica per il magnetismo vitale e questo ogni tanto mi scordo di dirlo, ma effettivamente è importante per i recuperi della salute oppure anche di un benessere psicofisico e anche un piccolo talismano di Giove che non guasta mai, un po' di fortuna o sbaglio. Questo ciondolo comunque lo troverete online, nel nostro sito oppure potete comunque contattarci anche in privato, eventualmente se desideraste anche aggiungere programmi, aggiuntivi appunto che non sono contemplati in quello che è il pacchetto base. Benissimo, ha un costo di 150 € con 10 € di spese di spedizione. Vedete adesso il sigillo, per ora vanno moltissimo i sigilli di Marte perché sono quelli preposti per la difesa, in particolare il sesto, adesso in sovraimpressione ne avete visto un altro, ma comunque i sigilli sono veramente efficaci, un metodo molto, mhmm, delicato ma ottimale per quello che può essere un riequilibrio delle forze astrologiche che, abbiamo tutti ricevuto in una maniera o nell'altra, con un equilibrio o un altro al momento della nostra nascita. Chiaramente ci sono delle situazioni sfidanti, no, che creano ostacoli, blocchi e che a volte purtroppo determinano certi insuccessi, ma, al contrario in altre circostanze invece ci danno una mano, predispongono gli eventi. È chiaro che non sono sempre benigni. I sigilli ci permettono di attingere a quelle che sono comunque le forze favorevoli delle varie sfere planetarie e chiaramente di ciò che si occupano, e di quello che ovviamente influenzano nella nostra vita.
Bene, noi questa sera ricordo a tutti gli amici che essendo venerdì, alla conclusione della diretta il Marietto Veneziano e io, ci, metteremo all'opera per quello che riguardano i riequilibri radiestesici. È un protocollo molto approfondito e anche molto bello, che tocca tantissimi punti di riequilibrio, circa una cinquantina, e che passa da tutto quello che è un riequilibrio che possiamo chiamare occulto, di tutte quelle che sono le forze, dell'astrale che possono interferire nella nostra vita, a partire da forme pensiero, larve, parassiti, entità che infastidiscono, come dire, le circostanze, no, l'amore, la salute, i sentimenti, e le nostre realizzazioni, diciamo così, e, si rimuovono anche quelle energie negative autoindotte, ma anche che provengono dagli altri. Insomma, si lavora veramente ad ampio raggio, ad ampio spettro per neutralizzare tutte quelle che possono essere le interferenze negative a qualsiasi livello, visibile e invisibile, conscio o subconscio, e poi si reindicizzano tutte queste frequenze proprio per ottimizzare la nostra rispondenza. Siccome il simile attira il simile, se noi ci orientiamo su determinate frequenze, su determinate influenze, è chiaro che poi andiamo ad attirarle nella nostra vita. Ovviamente per quanti ce lo richiedono eseguiamo anche un riequilibrio post vaccinazione, lo vedete in sovraimpressione. Bene, ritualistica, insomma chi più ne ha più ne metta, chiaramente tutto quello che è nell'ambito della nostra scuola, della nostra tradizione che è cabalistica, dunque rituali con le intelligenze divine, propiziatori che vengono fatti ovviamente calcolando, studiando il momento migliore in cui intervenire, ma anche ciò che compone la situazione e dove insomma è più opportuno intervenire, anche magari combinando più rituali insieme proprio per ottenere il massimo beneficio. Bene, detto questo, direi di cominciare. Vi ho riempito la testa, ma spero che insomma abbiate ascoltato volentieri. Vi ricordo che è necessario che voi siate partecipi, nel senso che io rispondo alla domanda, ma voglio che voi siate lì, che mi rispondiate se ho necessità magari di un chiarimento, se vedo qualcosa è importante. Dunque, io adesso rispondo a Valentina, il cui nickname è Vitamore, chiedo a Valentina se è presente. Se ci sei Valentina, non dico batti un colpo, scrivi che ci sei, e così procedo a risponderti. Chiaramente ve lo ricordo, insomma, è importante che compartecipiate, anche perché magari vedo delle figure, delle persone, o è necessario magari da parte mia o da parte vostra, insomma, dire qualcosa. Allora, Valentina, ci sei? Nickname Vita Amore? No, Francesco. Francesco, tu ci sei? Vediamo un po', sicuramente i tempi di risposta dati dalle connessioni rallentano un po'. Francesco è presente. Benissimo, allora è il tuo turno. Vediamo un pochettino la domanda. 13 marzo del 70. Ok, allora vediamo un po' cosa si prospetta nel campo sentimentale. Chiaramente se parli di ritorno a un nuovo amore, deduco che tu sia single. Poi ha risposto anche Valentina, un po' tardino, però c'è, e dunque le rispondiamo magari dopo. Vediamo adesso Francesco. Mi raccomando, siate reattivi perché già i tempi sono quelli che sono. Allora, nessun problema, però resta lì così ti rispondo Valentina dopo, ok? Allora, l'amore per Francesco, grazie Sibille, Francesco 13 marzo 1970. Vediamo se succede qualcosina e cosa per lui, visto che ci ha indicato. Ma allora, probabilmente riponi ancora qualche speranza nel sistemare delle cose. Vediamo però cosa.
Ma allora, dunque, sicuramente in passato, c'è stato un qualche piccolo, vedi c'è la carta della falsità insieme alla carta della morte, dunque una situazione che comunque forse, ha dato quel senso di precarietà, di incertezza rispetto magari determinate cose che si sono comunque manifestate, realizzate, non saranno probabilmente state completamente, non so se autentiche oppure se, definitive, okay, perché la carta della falsità fa anche capire quelle situazioni che, insomma, non ti danno quella sicurezza e infatti si è andato a chiudere questo periodo, questo momento così forse anche di opportunismo, magari c'era un rapporto che ormai stava insieme più per un interesse che non per, qualcosa di veramente, ancora sentimentale. Considera che queste 2 carte vicino, fanno pensare che insomma si calcola un po', ci si approfitta un po' di qualcosa. Comunque questa situazione è andata a chiudersi, però probabilmente hai realizzato di avere un sentimento che magari fino a prima non eri ben consapevole di avere. Comunque, in questo momento ladro, stanza, allegrezza al cuore, bambino, non è certamente un ritorno, quanto piuttosto la possibilità di frequentare una persona già impegnata, oppure, non hai chiesto però sull'altra persona, hai chiesto per te, per il futuro, ma potrebbe anche indicare che la persona che vorresti si riavvicinasse a te magari è, diciamo così, sta mettendo il naso in qualche altra situazione. Di fatto comunque c'è qualcosa anche per te, ma potrebbe essere così, un po', semplicemente qualcosa di fisico, no, che, sì, ti dà quel senso di svago, di essere ancora in gioco, ma, non vedo, ecco, qualcosa di più profondo di questo, quantomeno per il momento. Nel prossimo periodo comunque potrebbero magari, se la cosa riguarda la persona che tu speri che torni da te, il sapere che invece ha, come ho detto prima, il naso in qualche altra situazione, potrebbe portarti un dispiacere, anche un turbamento che magari non pensavi di provare. Dunque è possibile che tu magari venga a sapere qualcosa e che questo ti darà la scossa, forse quella che aspetti per andare oltre. Con un po' certo, ormai vedrai le tue speranze un po' allontanarsi rispetto a questo ritorno, però si affaccia nella tua vita un incontro, un'altra persona, una persona nuova. Ora non so come mai venga fuori il domestico, che normalmente è un uomo giovane o più giovane del consultante, però potrebbe anche indicare che questo nuovo tipo di incontro comunque permette, così, anche partendo da una situazione che non è quella tua ideale, non è la tua situazione da sogno, però ti permette di metterti nuovamente in discussione o in carreggiata. Però ecco, non credo che sia ancora il momento più adatto. Come vedi sembra che ci sia un po' di delusione, no, magari, non va esattamente come vorresti. Dunque ti consiglio comunque, chiunque arriverà, perché vedo che arriverà qualcuno, di non gettartici a capofitto, cioè di non diventare eccessivamente servizievole nei confronti di questa persona, di goderti la conoscenza senza grandissime aspettative, perché in effetti succederà un qualcosa che, insomma, porterà più confusione che benessere, però potrebbe anche la carta dell'amica indicare comunque che, piano piano questa serie di movimenti ti va a staccare da una situazione alla quale tutto sommato per un altro po' sarai collegato, anche solo col pensiero, e porterà poi un periodo di maggiore serenità. E è anche possibile che nasca un qualcosina di confuso con un'amicizia, con una donna comunque già
o con una persona all'interno della cerchia delle tue conoscenze, che magari potrebbe anche essere o diventare quel qualcosa in più in un momento un po' particolare, ma questo genererebbe comunque un pelino di confusione, forse qualche chiacchiera, su di voi. Comunque, ecco, non vedo ancora, come dire, cose, mhmm, che hanno come dire, quello sviluppo, quel respiro favorevole, positivo, ma vedo comunque che ti lasci il passato alle spalle e ti predisponi a cose nuove. Non vedo un ritorno, vedo cose nuove che iniziano e finiscono, ma un'amicizia che può confonderti e forse, diventare qualcosa di più. Allora, bene, allora Valentina sei sempre lì? Io, mi auguro di sì perché ti ho invitato a restare. Prego Francesco, allora vediamo, per Valentina vita amore, e vediamo un po' la sua domanda che, verte sul lavoro. Allora 14 aprile '86, come vedi il mio lavoro avrò un contratto indeterminato, vediamo un po'. Che sviluppi ha il lavoro per Valentina. Okay. Ma, diciamo che l'aspettativa di un qualcosa di duraturo c'è, ed è un'attesa che comunque, è un'attesa favorevole, cioè non è visto come un tormento, ma ci conti. È come se da un momento all'altro potessero darti questa comunicazione. Vediamo comunque. Ai, ai. Ho le mani un po' asciutte, quando è così non riesco proprio quasi a girarle. Allora, dunque, Valentina, qui si vede nella linea del passato o un colloquio con un datore di lavoro, comunque dovrebbe essere un uomo di un certo tipo, cioè un uomo solido, valido, comunque con un fare protettivo, capace. Dunque questo colloquio però con una situazione contrattuale precaria, cioè neanche precaria, a tempo forse. Boh, non è chiaramente una carta di grande stabilità. Il contratto si vede però, ecco magari vedi una carta di volubilità questa, dunque sicuramente un tempo non indeterminato purtroppo. Comunque, ora in questo momento, nella linea del presente abbiamo il nemico, il messaggero, la morte, la speranza, dunque diciamo che non sembrano arrivare grandi novità. Se arriva una novità potrebbe comunque cambiare un po' tutto, molto drasticamente le cose. Dunque, anche se l'arrivo, come vediamo, è ostacolato, cioè ci sono una serie di contrattempi o di interferenze, mettiamola così, ehm, o forse c'è una forma di morbosità nel vedere, nell'attendere che sì, okay, sì, nell'attendere, non so neanche più questo sì a cosa sia legato, perché purtroppo con i tempi delle risposte della diretta è difficile. Comunque, c'è un qualcosa di ostacolato, un qualcosa che forse tu attendi morbosamente o che controlli, verifichi di continuo. Adesso io non so in che modo sia possibile, perché non so neanche che lavoro fai, magari se lo vuoi scrivere non è male. Comunque c'è un qualcosa che cambia completamente e sembra aprire, no, aprire una qualche possibilità, una qualche speranza. Ecco, c'è una proposta che vedo, per te nel prossimo periodo, la proposta di una cosa nuova, ma potrebbe anche essere, ehm,
La carta del ladro potrebbe voler dire 2 cose principalmente, in realtà molte molte di più, però ci limitiamo almeno alle 2 più importanti. La prima è che potrebbe riguardare un lavoro che faresti parallelamente, forse nel tentativo di capire poi quale dei 2 ti conviene tenere. Questo è una prima possibilità. La seconda opzione è che sì, ci sono delle proposte, ma qualcuno potrebbe in qualche modo, vedi il ladro dà quell'idea di qualcuno che lavorando alle spalle le va a finire che le ostacola. Dunque c'è un qualcuno che magari ti sottrae una qualche possibilità. Dunque 2 sono le strade principali, soprattutto per quanto riguarda il lavoro che già svolgi. Nel prossimo periodo, quello successivo, dunque, ti vedo alla ricerca di soluzioni, però è un po' tutto fermo, come se non arrivassero le opportunità o pur avendo delle idee non riesci, diciamo così, a raccogliere queste occasioni, no, è un periodo un po' fermo. Poi, okay, considera che abbiamo visto già uno svolgimento, non stiamo più parlando del presente. Il presente è qui, dove stai attendendo questa cosa importante che sembra non arrivare, ma che nel momento in cui arriva va proprio a stravolgere tutto. Dunque diciamo che c'è questo. Poi questa proposta che non si sa se te la sottraggono o se tu invece, fai in modo alternativo, diciamo così, un po' nascosto, perché è un altro lavoro. Di fatto poi non c'è una soluzione, non c'è uno sblocco, ma sembra tutto un po' fermo dopo questo. E purtroppo non vedo subito una buona risposta per te, però nel tempo è possibile che vai a ripiegare e dunque ritornare al lavoro che già facevi. Dunque, se pensavi di andartene o se ti si apre una qualche possibilità altrove, va a finire poi che si blocca quella cosa lì, che comunque, stai in poche parole ritorni lì dove sei adesso. Ecco, non si vedono però i termini di un contratto a lungo corso, non si vedono, ancora questo tipo di svolte. Non non sono comparse le carte giuste, diciamo così, però sicuramente si vede il tuo tentativo di sistemarti, che, però, alla fine secondo me ti conviene, poi hai diritto ovviamente di provare, ma ti converrà poi stare dove sei. Allora, la prossima domanda, Marietto, qual è? Allora, Daniela, vorrei sapere al 21 maggio 66, vorrei sapere per il mio nuovo appuntamento. Andrebbe in porto? Allora, è un appuntamento nuovo? Dunque appuntamento, non è che appartamento, perché magari il T9, il correttore ti ha cambiato la parola, no, per capire. E allora questo appuntamento ci puoi dare, se è veramente un appuntamento con una persona e non è l'errore dell'appartamento, se ci puoi dire anche, insomma, come si chiama questa persona. Io sapete che se riguarda anche un'altra persona, chiaramente preferisco che mettiate anche il nome. Appartamento, oh lo sospettavo che c'era l'errore. Sì, sì, me lo sentivo. Bene, bene. Allora, vediamo l'appartamento. Allora, vediamo l'appartamento per Daniela. Se non ricordo male era la data 21 maggio 66. Marietto, aiutami. 21 maggio, brava la memoria. Ok, nuovo acquisto, bravissima Daniela, vediamo come andrà la tua vita lì nell'appartamento. Allora. Mh. Bene, devo dire che già sembra,
comunque soddisfarti per molti motivi. Forse era anche la scelta più giusta, che corrispondeva un po' meglio. Allora, mh. Dunque, beh, io non so se l'hai preso solo per te o pensando poi ai figli, alla tua famiglia. Sai, ovviamente i dettagli della tua domanda sono un po' scarni, però, c'è, come dire, la possibilità vedi, il dottore dà un po' l'idea che sei stata un po' aiutata, no, non so se nell'individuazione dell'appartamento o anche solo a procedere, no, dottore, lettera, cioè qualcuno, ti ha chiamato, ha tenuto, dei rapporti con te anche in questa direzione, perché chiaramente stiamo parlando dell'appartamento, dunque, ehm, c'è un'aria, un clima di serenità legato a questa scelta, di non solo di serenità, ma la carta della casa è proprio il nido, il rifugio, poi chiaramente è una conferma che le sibille ci danno sull'argomento che stiamo trattando. Dunque c'è, come dire, un qualcosa, una dimensione familiare, proprio queste sono carte proprio della famiglia, le carte più che corrispondono alla famiglia di tutto il mazzo. Dunque è chiaro che è stata una scelta, tutta volta a questo benessere, all'intimità, alla serenità, all'armonia. Effettivamente, sembrano esserci ancora dei progetti legati a questa casa, magari volete fargli ancora delle migliorie o tu vuoi fare ancora delle migliorie, dunque sei lì che stai valutando cosa, come, è bello questa fase, no, è una fase molto, creativa, diciamo così. Dunque c'è ehm, una bella energia, nel senso che c'è entusiasmo e si vede questo in questo momento, però ecco, il problema, secondo me non dipende neanche solo da te. O stai aspettando che magari ti raggiunga qualcuno, oppure non lo so, ci sono delle attese che purtroppo nel prossimo periodo ti metteranno un po' sotto pressione. Allora, non so se tu hai voluto mettere le distanze da qualcuno che ti ha causato ostacoli o se comunque, sentirai, che magari molti dei tuoi progetti o delle idee che vorresti realizzare o delle sì, proprio idee, sogni, che vorresti intraprendere, potrebbero comunque subire notevoli ritardi. E attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, perché la carta della gelosia potrebbe in qualche modo, indicare che c'è il rischio di, magari spendere più del dovuto, di avere problemi o difficoltà magari di carattere economico, oppure, la gelosia, il nemico può indicare che comunque una persona in particolare, nell'immediato prossimo futuro, potrebbe causarti delle magari spiarti, controllarti. Io non so se tu hai cambiato casa per sfuggire a qualcuno, okay, la sensazione è che comunque nel prossimo periodo c'è un po' di tormento, non tanto per la casa in sé, che come ti ho detto ti dà quel senso di accoglienza, di casa proprio dove stare bene, quanto per qualche cosa che comunque un pochettino si muoverà nel prossimo periodo. Di fatto costanza, domestico, e bambino, che sono le carte appunto di chiusura, no, indicano comunque che alla fine vieni fuori da questo genere di problematiche e che effettivamente è possibile, un nuovo inizio, un avvio, anche più collaborativo. Ora, se questo domestico, si riferisce a una figura, potrebbe essere la figura di un figlio,
Oppure un uomo che comunque è un po' più giovane di te e che nonostante tutti i ritardi, le difficoltà che abbiamo visto in questa linea che riguarda il prossimo periodo, comunque può portare, come si dice, uno sblocco, una riuscita favorevole. Dunque ci vedo comunque un inizio non privo di difficoltà, però un inizio favorevole, cioè si crea di nuovo un clima dove, si può partire da capo, si può, avere fiducia, un clima, benefico. Ora attenzione perché militare, dispiacere, falsità, riunione. Allora questo è un esito un po' particolare perché, non so se verrai a scoprire delle cose che non erano state dette, non so se questa cosa riguarda qualcosa a livello proprio sulla casa o che piuttosto riguarda te e quello che sono le scelte che hai fatto in funzione, no, della tua vita verso quella casa. Dunque non so se magari, a darti questo dispiacere sarà, che magari viene fuori un segreto, no, o magari che si scopre che tu vivi lì, oppure, che c'è un qualcosa proprio, mhmm di difficile sulla casa che non conoscevi. Però ecco, diciamo che, anche se, ci sono delle situazioni un po' così, un po' particolari, da valutare bene, in realtà poi la carta della riunione, anche qui come abbiamo visto prima la costanza che parla appunto di quella riuscita, no, di un ritorno, diciamo così, in serenità, di una tua vittoria, anche la riunione dice che comunque, nonostante certe situazioni, che sfidano, un po' di prova, comunque tu te la cavi, è un buon esito. Ora, cosa significa effettivamente, cosa vivrai, lo scoprirai e quando capirai cosa volevano dire le sibille ti ricorderai della stesa e succede, guardate, sempre così. La Hilde me l'aveva detto, questo è quello che mi sento dire. Allora, bene. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, in mia compagnia qui questa sera. Vi ricordo l'appuntamento di lunedì alle 21:15 dove tornerò a rispondervi. Ora vi saluto perché mi aspettano i lavori di riequilibrio, la stessa cosa anche al Marietto che ha fatto e ha curato la regia di questa serata. Grazie a tutti, vi auguro un buonissimo fine settimana. A lunedì.